questo gruppo un'altra peça para dopo. Ora non sappiamo se vuol assistere un'altra dopo di questa del gruppo Verme, sì o no? Sì! Allora diciamo al gruppo che si pareggia per dopo per un'altra peça di altri 20 minuti. E con un pochettino faremo allora la peça del gruppo Veneto quale Serafina Corrêa. Oh, come va? Vai, pulito, che vecchio che sei, ah? T'ho visto! Che bella bottonera che ti hai fatto! Alla mica stilo, ah! Che troppo mia! Mannequin funeraria! Mannequin funeraria proprio, ah! Ah, che bella! Forse misurarte per vedere quanto de casson dà! C'ho per pagare in casson! Sì, si contare una frotoletta! Una frotoletta? Che tu sapeste che è? Ma, che è un Sant'Antonio che fa maridare? Sarà però! Sì, ho visto il batti oggi anche! Mi pensavo che il capisce piccare qua a testa in do! No, no, ho visto me i batti oggi, così da come un miracoloso quella! Sì? Del buon? Conti da una frotola, ti o conto me? Mi guidate scommissi a ti! Allora dai! Ti! Dai! C'ho una volta! Anche se... Bisogna si piccare qua dentro io! Ora tirate più avanti se fa fastidio! Mime! Ti sai? Prova ad andare sotto là! Anche perché... mi dà sciocche lì! Sarà! Mi guida che lei è un ramo quella! Dai la tua frotola che dopo mi conto mia! Sì! C'è una volta che c'era una donna, aveva un pappagallo! Un solo! Un! Sì. Ma l'era sparlacion che mai! Quando che vedeva la parona e che diceva così da, tomara che te morissi brutta vecchia! Già vecchia te... Puri spraiui! Ma puri spraiui! A passia te ne vanno per andare, fare la polenta e lui, tomara che te morissi brutta vecchia! Che te scotesse te polenta! Sì! Già ma lei era stata preoccupata che ha detto, boh, il cazzo è visto? Ragazzi, ha visto che in te accesa il prete che ne aveva un pappagallo, che il sapeva dire la messa al rosario e anche a far nota funebre. Amen. C'ho anche a pensare così, ti ha detto, ma... E se me lo mettessi insieme, di repente, ciò, sì, che noi cominci a parlare qualcosa a me, pulito, allora, vuoi dire che sta giusto. Allora è andata là a parlare col prete e tal, che ha detto, no, ma puoi menarlo qua, che non... Ti garanto me che te vedrei. In 3 giorni si comincia a pregare la messa. Aspetta che mi senti. Per cosa? Solo per restare un pochettino più bello. Guarda che se ti fai 10 plastiche te resti più bello. Bravo, poi. Ciao, ma allora ascolta questa. Vedi che levo su l'ora, che già che non resto bello. Dai. Allora, è arrivata là col pappagallo, mette insieme con del prete, là e tal. C'era 2 pappagalli o era un pappagallo a pappagalla? Gomia guarda sotto. E che guarda sotto? No! Beh, dai, dai, Femo del conto che sia 2 pappagalli. 2 pappagalli? Sì. Con i fioletti insieme? Allora lei arriva là, c'ho il prete della una settimana e lei resta meglio preoccupata. C'ho il pappagallo della parona, magna pi e neanche non il padre. Ma che ha detto, ma va la parona. E che aveva l'arioma. L'arioma e variola insieme. Ma va? Sì, del becco. Allora che ha detto, va la parona, mi guida che voi tocca venire là. Perché il vostro pappagallo è il parna mia pi e non vuol più mangiare, le devo far greve di fame. Ah, signore. Sì. Allora che ha detto, voi fai così, di menica te a pensa, che è il tempo che vi vedo pite a messa. Sì. Ha detto, voi vieni là e mi metto le 2 gaiole insieme. E quando che il vostro pappagallo vi vede là davanti, e vi va a fare un messaggio con certezza, perché guidate che le saudate che le dico, che il magna pi. Giusto? Si te che fa. Prima di me che piove, c'è il parecchia. Alle 5 della mattina lei va su e parecchia, spintolata su tutta la faccia. E vai, arriva prima che arriva là, sentati il primo banco di accesa così, e Dio che aspetta il pappagallo. Arriva dentro il prete con le 2 gaiole, i 2 pappagalli, metti insieme, ti dà un tocco, e il pappagallo ti dà una guardata così, ma la mia riconoscete perché l'aveva una trasformazione te ha fatto. Ha fatto i buchi e i mestieri anche insieme. Ma mia riconoscete, ma quando che il prete che ha detto è nome del padre, il figlio e tal, anche i ragazzi sentivo il pappagallo che guardava ancora così e che ha detto tomara che te morissi brutta vecchia. E quel del prete, signore scutai a nostra prete.
confessarmi ancora. E mite con tu. Del pom. Sono andato da un velorio una volta e ho assistito a questa qua. Sapete che dei velori là e viene fuori dei guai. E io sono via di Drio che guardo uscita in via? Sì. E là che sto morto, un vecchiotto, buttato sul cassone, non parlava, quieto, serio. No, respiriamo via. Buttato quieto, non pareva niente. Pare che l'era Dio dormire. E la banda così, buttata dalla vecchia, ormai viuva, buttata là. La pisava tu, poveretto, è morto che neanche un passerino. Ma scusa, cara, E l'occhio lo guardava, lo fissava. Poveretto, è morto che neanche un passerino. Signore. Ma da sa sta, che de Drio, sì, che c'era un ciucco, e là così. Lei lo come proprio? E da banda della vecchia, aveva via un'altra donna. Ti sai che con che... E il ciucco, c'ho allora la vecchia, e dopo, e il ciucco, che le dà dentro vento a favore, di qua e di là, e da fisciare il morto così. Cioè si va a sentare. E fisciava la vecchia perché piena di intenzione. Su per la viuva fuori. Sì. Benché! E la fisciava così da in cima in fondo. E di fondo in cima. E la vecchia allora è là qua. E il gioco qua da banda. Sì. Ascolta che parlo. Sì. Poveretto, è morto che neanche un passerino. Sì, allora su adesso. E allora il ciucco qua e la fissavano. E quella viene un'altra banda di qua. Altro? Ma lei era un motorista di un parente della viuva dell'uomo che l'era morto. E non sapeva perché questo uomo l'era morto. E allora Gio è arrivato a Ren perché guarda il morto e tal. E che andava a contucare al ciucco. E quando che ha contucato il ciucco, che ha guardato. E detto, era morto di che? Come? Era morto di che? E allora il ciucco aveva subito, ma sicuro non so, ma se non è stato, la impanturata la pista è stata fionata di culo. Sacristà! Che era? Detto qualcosa era Dio pregare. No, perché? Era Dio pregare per sta benedetta piova che non la viene e non la viene. Guarda che ormai sono stufo di vedere vecchi e toni in le bodeghe. Sempre ciucchi. E perché ruba la parola. E se non bastasse altro, ancora ormai è tutto secco. Non viene neanche più acqua per le bestie. Boh, quella in colonia, se pensi tu che volta che sono andati dove del Tonin, dove della Sant'Antonio che è stato. Sì. E pensi tu il video che abbiamo visto qui nostri proprio oggi? Pure i panuccini, po'. Beh, allora quel che c'era anche la mangiocca. La mangiocca quella neanche nessuno la viene. E c'è anche le patate, allora. Le patate fiappe, che mai? E la sonza, quella, allora. La sonza, le tue gambe, la tega sola. Brutta e pelosa anche quella. E che salia anche altissimo. E il peso di tutto, sacristano. E il disimo, quel che non è ancora visto. Che salia anche un po' di tostoni, medi pessimi, case. Che salia anche la chiesa di giusta su, sacristano. Che volaria, perché sennò da qua un dopo i cristiani toccherà venire dentro a chiesa con ombrella, perché là è piena di buchi che te li hanno. Sì, ma anche non corre neanche l'ombrella perché se non piove. Sacristano. Caro? E di santi, quella tutti spaccai su.
Anche quella che vuoi? Sì, chi ne è un che manca fino a Reccia. Boh, ma quell'altro è sordo allora. Quell'altro che manca anche un... Che cacca sono a manstri qua, mi pare. Boh, ma quell'altro non gioca più la briscola, Quell'altro che cacca scanca una gamba. Boh, se che cacca che manca una gamba, tu ti vuoi gioca mia più. Bon, quell'altro che manca anche la testa. Della testa le fuori di sentimenti, allora. Sacristan che saria anche alle sante, ma... Non sta mia a dirmi che manca anche. Ah, non sta mia a parlare. Ah, non è che capito. Chi viene fuori da sporchi. Preghiamo un pochettino, perché anche chi piantesse manco qualcosa per mangiarsi, proprio mi paga il disimo, E parlando di mangiare mi ha dato anche un po' di fame. Sacristan! Vero che? Ora ben che ci sia ancora lì. Che tu parecchia che qualcosa a mangiare? Ancora? Sì. Ho pareggiato un pochettino di radici cotti, quelli qui s'accanza, vero? Sì. Uvi, Sì. polenta Sì. e fortaia. Sì. Sui, E per sopravvivere? fritole. Sapeva? Beh, finché con voglia e chi mi dice che se me lo caldo ancora, va a mangiare. Tony! Ah! Ti sai che stasera Beppi Maria viene cenare qua a casa, ti sai? Ah, va? Sì! E mica io ho capito niente. Ah, si viene qua a stare, devo, presto! E vieni qua stasera? Sì? Beppi! Ah, Beppi! e vieni che il porchis là viene anche lui. Perché sporchissimo? Ah, che non sono un gozo ormai con quel Beppi. Giutene qua. E lo so, No, vieni anche Maria! anche a Maria. Sì! Giutene, devo! Ma avuto che ti è giunto perché tutto ben postato. E poi qua è careghe! Tirati che mangiare il pane l'avevo idea, Vedete che sì! Ah, Ciapala! ciappa là. E le andò a Madonnetta che a te non mi ancora. La veta. Avevo fin di sconfiare che era saltata sopra la finestra. Ah, tutta para ciò. Uditemi che io ho deciso qualcosa. Ah, vieni ai curativi, ah. Che tu vinta a Ma camminare? che è il cappello qua in cima? Tola piena di pedocci. Sei un porco! Me ne viene io questo qua, mica non un negro, butto via qua. Che tu vieni in cantina? Viene sì, ma lei solo per quando viene il freddo. Beppi! Ah, non è neanche che te fai così, non è neanche. Va dentro Dopo porco! che tinga neanche che passo su qua. Va dentro! Ma se c'è il mistero? Se te pensi meno a esplosione te mi mettessi su una bottonera qua. Dentro! Che bella! Bravo, bravo. Oppala! Che bella! Vai Maria! Come va la Maria? E allora? Vai! Vai o che? Dio che fame. E il pane lì è 2 settimane che le lì. 2? Bravo! Ancora buono idea. No, neanche a più mangiarlo. Che mette la corona Non qua. fine sconfiare che fa mal c'è. Sarà? Sì, la me vecchia. Casa che è mia, ma No, del buon. Ora, volevo più? Mi no mi fa male la pancia. Ma mi sì. Scusa. Lo vedo? Ma che brutto scroccone. Credo mia quel del garrafone. Grelo mia di meglio là in cantina. Vuoi dire mezzo a zeo, becca dito, Tony, Ah, faccia parte in cantina. non è P. Sì, va Tony, Ma va. no, che ne è P, bisogna sparagnarlo. Che ne gente qua, Tony, va, va. Non a me non vado in cantina a Torvino, no? Bevi quella C8 lì. Che lì che casca dentro un gatto dentro la botte. No, no, se che vuoi mio. No, Come si... Tommy, magari Ma, che sì, lati da mi. Guarda che mi dico. compare, non corre via. Non corre via, compare. Ma io compare, non corre via. subito faccia Non mi dico subito, sapevo. Vieni ecco Maria. Che sei, no? Questa sera, Prendi pure qualche apporto. Maria, vai alla rosina. E dove? Non sta là, cara.
E scaldanelle mi mix. Ti pensi che da Maria Bola? Ancora te viene a mente? Ma che ti si vede più bellissima così, da? Come il film. Ah sì, Mi voglio domandare che mestiere. Vuoi domandare? Non mi vergogni? Ma così vinto da grande, Rossella! Vuoi esaminarlo, va? Solo di rabbia vediamo questo qua. Ciao, ma vecchia! Vuoi che ne vengo da casa? Perché? Perché adesso? Io No! l'idea che è ora che andai il buon. Già. Sapevo di andare a dormire. E già, dopo mi picca se cattiamo da cama, Il letto? Sì, siamo dei compassi la testa. Perché? Mi toccherà! Vecchia! Prova, guardi che il salame del compare! Eccolo ora. Mi va, Andiamo subito, allora Sì. sei l'ora ancora. No, ma mi toccherei andare! Ciao. Che stasera? Dai. Dai! Ciao! Ciao! Grazie, sapevo! Sì. Dimani ci cademo ancora, sapevo? Sì. Ehi! Andate a lavorare un pochettino qui, Sì! Stasera che appetito! Invece, capisci tu via niente di contarmi? No. Ah no, Neccio, Che tu i pedoggi? dammi il letto. Ah, Dammi il letto. vuol dire che ti viene a gabbiare te la testa lì. Guarda che c'è un che mi sia detto. Se tu devi andare in cerca tanto così da che? No. Mi va a truccarmi allora, fattivami. Va a truccarmi. Aspetta. Sì. Mi va a buttarmi so. No, cosita. Cosita sì. Metti il pisama. Pochetto a metà? Sì. Allora Sì, va. bene. Sì. Quanto mi arriccio qua tutto sento. Pigiama. Banane de pigiame. Banane de pigiame. Che c'è scritto. Dove già? Sì. Ora ben che ti ho aggiustato che sennò viene ancora tutto qua. Mala gola qui. Ma quella che bevo. Con mala gola. Già. Sì. Pronta. E tu fate in commenda che è meglio nuovo là. Quello è meglio nuovo là che poi vi giochi. Anche il spacca naso. Spacca naso, non mai sentito dire che spacca il naso mi sembra. È tanto duro che gente spacca il naso. Banane de pigiame, banane de pigiame. Insomma che bello! La ultima volta che non mi teso su che mi stai qua, ci ho dato il dottore. Neccio, Com'è? io ti vedo bene stasera. No, perché sono struppiato. Allora neanche me lavo. Già! Ciò che negrona che ci sia! Mi butti a sacco o dritta te? Mi metto di là. Guarda che mi sembra eclipsi! Buonanotte. Notte? Ciao. Mi date per culli, devo.
Allora femo come qua a buttarci? Cioè, ma che culon grande che c'è! Grammetti! L'idea che avevo cosita, Giulia e Nati che mi stroppo tanto di qua. Cosita! Aspetta. Sento bene? Sì. Ecco. Stammi a scoledare, Ciao, è così. Tutto è così. E ne so uno. Ciao, ma c'è tanta gente che va qua. Ah, ma no cosita. Se ti metti in sogni con Beppe, te me ne la piana, te ne treno l'elettrica. Ciao, qua si sbottona tutto, guarda, tutto le paga. Si anche buona giusta, e grande donna saretto. 40 anni che non ho che mi stira qua. Aspetta. Cosita va. E tu mangi patate qui? No, e ti? Sì, no. Allora te. Dai, Caim! Dormito? Sì. Anche a me. Guarda compare Beppe, ma le bauco che neanche Lucione. E dorme come una soca. Alle mia furbo che neanche a me. Che di dì dormo e di notte impienisco a pancia in trucco degli altri mi. Ciò ma provo a fare comare Rufina, che bella! Stasera mi guida che sì che è aperto del bosco. Ancora che ha un sonno pesante che pare un pium molto. Ai qui si smiscerà fuori. Signor Benedetto, senti? Senti invece, ciò che bella piova, grazie a Dio che gatta che piove, a c'era stufo mangiare che i radici lunghi e pelosi e voleva fare la barba avanti a mangiare. Poi guarda, le vigne, tutte secche, le bestie magre, guarda la mia vecchia. La dorme, che neanche un perao. Le grandi sgoste che la è nella seca, le bestie magre, incrocia le gambe, non le ha, neanche più forza tirare la caretta, quando andare per l'acqua va a fare la polenta. Signor aiutami, Signor Benedetto, quanti soffrimenti ho petta via. Guarda che scuro che cielo qua! Mi mancaria solo anche morire qua dentro casa dopo di tanto soffrire per arrivare in America! Scito dove vecchia? Scito qua! Senti no! Oh madonna mia! Brutto can lì o le orbol che vede mia! Mi caspellare la caiccia sacramento! Tu sì ma che brutta spusa! Guarda che è un 15 di chinetta mia che il bucalla! Ma che sei un brutto di un botto, non là che guarda che non mi scompare! Signor Benedetto!
Madonna mia, se mi scrivo mia la vincola in la parete. Ma signor... Senti, ascolta solo. E l'odore guida che ho cognoso. E per fin che ieri. Là? Fin col fresco in cima magari, Prova a guardare. È il salame del compare Tonno. Guarda che bello. Lungo. Rosso. E a voglia che mi fa. Le fin pegasarli là. Mi guida che porto via. Etta là. Adesso ci che appendo. Un parco. In peccato che non che se mia stanca quasi non poteva via anche quella. Che galbe monta, li vuoi metti là che coi? Vecchio spussoletto, siedi lì. Vai a pissare fuoco. Ma ti vecchia stortona. E ho maniere di smischiarmi quelle lì. Mi sono andata a girare coi batti. Vai. Che buona che ti si vegnesto, vero? A 10 anni in trio te mi favi gatte sotto i piedi, te mi passavi le mani, te mi trevi via dove letto così, caro. Era più giovane. Ah sì, ma te contei le figlie anche per quella. Ora ben che cambio vesto stanotte, comincerei a rare la terra e a stare nella bodega ciù che tonno un porco che ti si. Il signore giusto, gade, fa seccare tutti i piedi cane. Ma sì, sugare i piedi canna brutta stupidella, sta roba senza zucchero, o vi vederti senza cacciasta. Aspetta, che buona fissata desde ieri sera. Prego a me nonna Fuaretta che la dizia. Guarda Rosina, ti prego per ti cantare un uomo buono. Ma che strigona là? Dai su, tua sei no, neanche a farlo. E la dizia, Rosina, ti prego per ti cantare un uomo buono. E vuoi cantare che il brutto Lazzaro lì magari spussolento. Adesso prego tutti i sciofferisti. Mica vede, invece ma là così. Aveva piccato un piede segole. Adesso prego ai tutti i sciofferisti. Vuoi comprare un camion? Ai tutti i sciofferisti in mezzo alla strada. I cani che sbagliano. Le donne che vuol più. I debiti per pagare. I sindicati. I sindicati. E siete preghi tutto il dia la medesima cosa, E poi, zio puttana, non prego più. I caro vai salami. Come? Tony, Ah, su di lì. qualcosa? I caro vai salami. Ah, ma brutta stupidona, i salami di te dove? Lascia stare, vai e là. Tony, su che caro vai salami. Neanche un salame, neanche. Quando sono andato su ieri sera per pisciare, c'era là bei grossi rosti via, vai del buon. Adesso famo che se si salami.
Lascia che va mi fuori alla 11 a parlare col delegato e far saltare fuori quel delegato. Te mi hai detto così, tanca quando caro roba la vacca tubiana. Lui vedi se ti vuoi un catafone sto ladrone che sei nato Lazzaro, un brutto porco che ti sti! E non ti colpa me! A catarò fuori a sto ladrone! Fammi parlare col delegato! Venga se a me roba! Ciappa su un poco di soldi e paglion. Sì. Robe non parli di sinelle belle, buone, barate. Quelle che vuole via di dire neanche a spusso le parli di che sei vaiane. Presto, No, che bella gigantina! E non è che esplosione che adesso! che bello che si fosse tutta a righe, ah! Sì, tutto a righe? Vede che ci non dà in casa con coniglio. Qui vede se comando mio amico e che sono i miei soldi. La vecchia trivellina, ragazzi! I capelli, i capelli. Guarda qua. Com'è ciato? Mi chiede di mettere la il cappello. Guarda che vuoi, Ciao caro! C'hai? Comprami le sinelle! Sì, le compro! Guarda nella cacciassetta anche! E pensi solo in cacciassa te? No! Allora deve far pulito casa, Penso anche i salami! Se viene qualche dun, fate di gente, sì? Ciò! Che bastimenti, che cose nuove che in paese qua! Tramenti, che ha scambiato fuori tutto! Già era tanto tempo che veniva in paese e sono fin spaudà, Quanti auti nuovi, cose belle! Che non andri là fuoriti, Poco da mangiare, la sera finisce fuori tutto! Ven, avanti con processione! Puto che battio di vermi! Ciò che me lo c'hai! Ascolta! Ti vuoi parlare con il delegato? Ora parla! Puoi chiamarlo! Puoi chiamarlo! Parlate così! Mi! Sono Tony! E mi vuoi parlare col delegato? Ora parla! Vuoi venire a questa Quanto mattina? Basta vuol parlare col delegato! Chiaramente! Ma si tomare in conto delegato? Ti vuoi mettere un problema delle volte? No! Beh, Parla! sito il delegato di noi! Sì, guarda! Bene, la storia è questa. I megaro vai salami, ieri sera, ancora ieri, con le suppa fissata e c'era là, bei grossi rossi. Bene, il lavoro che mi fa a pensarne fin peccato. E dopo la mattina alle vecchie aveva visto, ma la caccia su, perché c'era più. Quando ti rigaro vai? Dico dito che lo so, ieri altro, ieri sera. Là, sarà stato qualche donna delle No, non mi essere stata una donna, sono mica che arrivo di là di là. Tranne che so che le donne che piangono i salami. Quando è che tu visti l'ultima volta? Ieri sera te l'ho detto, quando si voleva su a pisciare, c'era là, bei, grossi, rossi, bei. Ti fai tu con che ti salami? Con che mi fai i salami? Sento mia te? No. Con la carne del porco, ho avuto di fare con la carne dei ratti. Prima ciampo un porchetto, lo pianto sul sestalotto, e acqua e mangiare, acqua e mangiare, acqua. Sì. Finché viene gordo, refinato, e dopo mi chiamo con pane Beppi, poi tu devo fare, vero Beppi? Senti una cosa di... Io no. Neanche a me. Ma mi pare e allora mi giunta a coparlo e dopo, caro di Dio, che tiriamo solo la carne e mettiamo il consigliere e su sui budei e dopo picchiamo via sulle stanghette finché si sube, dopo
Slappete a questa. Mi importi un po' anche a me. Ti porterò sì? Ma a caso? Ma intanto toccherà a comprare la sua fabbrica, mi garovani. Quando ti regalo vai? Tengo detto che non so se io ostia o sarà che sono di più parlare inglese. Tra che in inglese sono di I love you. In qualche maniera ne daremo un processo per cattare fuori sto ladrone. Ecco. E ormai gli garanca perché mangiare sto. Che tu le fa sì. E devo perché go di andare a vedere sto fumo. Ecco, grazie dottore, allora, salute. Vede il fumo. So che fumo se lo fuma e non se lo guarda, La gente del paese mi dà proprio cara idea, Toma tutto piccinino qua, mia guardino, Cioè mi mezzo stracco, vecchio, fenio. La seta mi si è morto il mul. E se non basta altro mi tocca a me fare il mul. E mi mezzo stracco, vedete che fa una pissadetta e mi butto sopra un pochettino. Meglio che mi butto su un pochettino, vuol dire che dormo mi qua. Vediamo che canto un posto bello qua. Olha que tem a cama ali do lado. Tem a cama ali do lado. É verdade. I fiori che viene dalla montagna, che naso. Tony! Tony! Come va? Mi viene fine ombrione davanti. Un ombrione? Ma sito che è? Ma l'austu, non sta a dirmi che te che c'è qualche malattia nuova che c'è via molare fuori per lì. Ma neanche a parlare. Ah. No, per amor di Dio. Ah, Come va, Tio Tony? avanti, piano. Ma viento del 9 te? A me? Sì. Ma vengo del culto del Chiesa. Oh, mi sono andato a parlare col delegato. Oh, parlare con il delegato? Sono andato a parlare col delegato. Il regalo tocca a che? E se viene a ultima. No. Del buon. E a pedo. Neanche. Ma pedo? E quella che mi ha toccato. A meglio allora. Se avessi che mi vai salami. E te che ha fatto che? Robai salami. Voglio mi ascoltare. Vieni male qua che non si sente bene. E vedremo. E mi vai salami. Neanche da qua non si ascolta. E mi vai salami. Hai te caro, vai salami. E Savaria mia dirmi te chi sarà stato? Oh, guarda qui. Ascolta, se mi Savaria dire. Chi che caro, vai salami? E mi disarisilo? Ma sei sicuro no? Siamo a fare qual perché? Ah, buono, E ti viento del culto della Chiesa? Sicuro? Del culto della Chiesa sono venuto. E dici che i preti? Ma, sento da ultima cosa. In cui il prete che predica il gadito uscita. Ah. Che noi altri risuscitiamo dopo morti. Sicuro che... Come? Risuscitiamo dopo morti. Interrati là, buttati, interrati sotto a terra, dentro il caccione, dentro la tomba, dopo Ma il memul mi ha messo e ancora no? Ma lei è un mul. E altri vengono fuori. Le persone dopo morte risuscitano e viene su. Sì. Il prete che ha detto così in chiesa. Sicuro? Che tu mi imparare il credo te? Non lo vuoi imparare sicuro, ma che letture qua. E sai come che robe da vecchi, no? Ma che ti smentegà? Sì. Lazaron che ti su. Eccolo ora. Toma che mi cava te infame. Ah sì? Ma quanto va? Allora, Vola. avanti. Ma mi va a casa. Sei già allora, salute. Dai, un vaso a rosina, seta. Che davo anche a 2 per quello. Ah, sicuro? Sì. Un struconettino anche, Che davo, sì. bravo. E dimmi a Maria. A Maria sta bene per quello. Ah sì, eh? Ah, sì. Sempre stata bene quella.
C'hai allora? A me va a casa perché a me Maria. A me che apparecchia una cena ancora che per amor di Dio. Quindi che pudele grosse di Romagna e di Romagna quelle piccole. A me che apparecchia una cena, una bella di una polenta così. Uvi con salata e mi arrosti un bel di un salame. E allora che mangiate che fa? E mi va anche a me mangiare polenta. Sì? E anche arrostio, anche a me vecchia che arrostio. E verse. Ah, è vero? Eccolo là. Oh, c'hai? C'hai? Dai che un saluto a Maria, sai? Sì, anche. Sì. C'hai? Sì, eccolo ora. Insomma, che bella idea te a testa, no? Guardati, mestiere di questi. Devo che viene su, non è Salame che sei morto che ti incontrano, mestieri avanti via e vai. Arriva a casa, ciao tutto, ti smette via. Vecchia! Oh, vecchia, in tua casa. E allora, che tu parla con sto delegato e tanto da bodega? No, su mia sta nella bodega, no. Devo parlare col delegato. E anche te lo portai in Miami. Cara detto che sto delegato tu bel che ti smentega. Non sta a parlare così perché devo parlare col delegato, ho aperto il processo, ho fatto il preterito e dopo anche te lo comprai in Miami. E non sta anche a parlare alto con me perché te sai che divento furioso. Meglio saria. Chissà che te verrà la terra dopo di tanti anni. Allora, solo dopo che non cata fuori il ladrone che mi va a rubare il salame. Hai detto capito? Sì, allora, L'ho catato fuori. come fai? E so come farlo anche. Sì, Sì. perché la testa che ti è. Sì. Tu mi vedi? Certo com'è che fa? Mi ciappo e mi colpo. Mi colpo. Vai, poco fare. Sì, mi Che coparte ancora fare pagare i debiti. Mica ti copi via. Sento vecchia, Sì, sono andato al paese, no? sì. Parlare con delegato. Sì. E quando c'era io ritornato, mi go catà col compare Beppi. Quando che mi parlo di Beppi, si te vedrà che gli esteri ma tu sei. A sono sconfiare gli altri due. E quando che una sera sono tornato a casa, pioveva che mai, e c'era una fumana. Ah, sì. E sento un cavallo che va a galoppo via per strada, go guardare, non ho visto niente, con sono va entro, si muove a buttarsi su, a teggiare senza e braghi. Ah, sì, sì. Ho dato la palmera. Vadi, e allora? Che ti ho chiesto? Ora devo parlare col Beppi, e che ha detto che le andasse sul culto da Chiesa. E che il prete ha detto che non altri, dopo che morimo, risusciteremo. Pure balotte. Immaginarsela. Balotte. E allora mi c'era io pensato che quando che un muore che dice che viene su dalla tomba e tinto un tan, che sai che quando che un muore che tutti che va all'impero, che arriva là le donne con la corona, le donne con i fiori. Si frega. Sì. Dopo vieni gli uomini. Vieni i politici, tutti quanti, un gruppo tra il collo, col fazzoletto in mano, li prega e pianta e fa di tutto loro. I politici. Ah sì, Quando ti fai di politici rimesso i grisaloni. Non li facci. Voilà!
Che devo la di? Tasi. E allora tutti vieni e vuoi chiappare sulle bretelle a casa e vuoi portarlo sto morto, magari dopo che era morto poi a buttarlo in qualche canton e vieni a domandare che scusa del male che gli ha fatto il morto e vieni a portare via i salami, che tu capio? Che tu capio? No, come capito? Signor Benedetto! A te che la testa so che può somigliarsi con le persone. E il signor mi dice che ti ha fatto una donna per sbaglio. E viene avanti un bull. Avete, vecchia, vieni qua. Ma passare? Allora ascolta che ti spiego, no? Quando chiude il muore, va al velorio e va a aiutarlo e va là a domandare de scusa del mal che ha fatto il morto, venirà qualche giorno che mi darà rovesciare di domandarmi scusa e dopo no altri. Come ci fanno, no? Che tu capio? Ah, buon, perché se no guarda. Ora ti fai finta di essere morto. Ma appunto che muoro. Qua, casa, buttato. Sì. Morto. Perché? Ma te che ne dai a pollo? Poi è anche proprio forte così, no? Allora, Mi canto che solamente si abbassa. il velorio. Sì. Adesso. Allora, e mi pianto. Sarà che ti si buona? Se mettevo allora. Il velorio. E mo come qua? C'avevo chi per giocare. Sì, Aspetta che ti conto una. Che ti cogliosa Teresa. Teresa quella. Aspetta che mi butto su. Aspetta. Quella Aspetta. Teresa. Sì. E dimmi. Quella mi ciapa Teresa. Beccia. Mi giuti tu. Nemo no. Ti sempre ti chiedo scusa di ancora tanto dovevi una garrafa di cacciassa cada volta. Ah, sì, sì. Sì. Sapevo quella là? Potete vedere qua su. In acqua, sì, da. Devo stare via un po' di qua. Sì, da. Ciao, Beccia. Sognare come che se fai a essere morti, come mai probabile? Devo neanche buttarsi su. Buttarsi su qua. Sì. Guardi che duro qua. Poi il letto. Col filone da schiena di cima. Morto. Miriggio, cariscianca, marengona. Guarda sempre le persone che vengono qua. Ah, Le persone che vengono qua a catarmi. ciò che mestieramento lì. Queste nelle. Ah, i morti pieni le sue sinelle o no? E il cappello? Beh no. Vediamo, sono i bei così fa. Ma sta. Guarda questa è la corona gente. A corona! Vediamo più corone qua a casa qua. Guarda questa corona. Beccia! Devo che mi fa la schiena. Sacramento, parete, signor tutto muoio. Guarda che ti conto una. Devo ridere. No. Guarda che ti conto di questa Teresa. Sì. Quella che era là del pascolotto. Quella del pascolotto. Diciamo un'ora per bere il velorio. Ma mi ha detto che tutte le notti gioca a carta. Tutte le notti. E fai neanche di mangiare su uomini. Tutte bischere. Oh signore, devo muoverti che mi fa fin male che cagni qua. Ma no con questo. No ma che coronosa grossa qua. Anche a Margaretta gioca insieme. Zitta. Devo Beccia, muovete. Guarda che se stufa in vacanza con un po'. Mi piace Come Beccia? Muovete!
Sono nervosa. Ma hai visto un morto qua a casa allora? Ma hai visto un morto neanche a me? Sono mai dato al mio velorio, sono detto. Sì, ma mi non vuole stare qua con le candele in mano. Ma mettele in qualche banda, andiamo, no? Muovete. Che fa così. Guarda via, guarda. Occhio che te ne bruci le recce qua. Adesso, aspetta. Guarda la sbocconata. No, è primo. Fammi vedere che sei vinagre. Il comparchi che cadava in questo paese. Devo muovete che sono anche che moro del vomito qua. Allora, ma qui adesso, amico. Muovete, devono. Chiama donne, uomini, parenti, vicini. Ciao la sera del Banco del Brasile. Ma Ciao chi l'ora? Ma chiama! Chi? Ah, ciao! Le fiore della Palmira Boff. Aspetta che ti conto una. Aspetta che ti conto. Tesera. Sento ciucca! No! Aspetta la questa lì, boffa, la boffa quella là. Gioffa. Mandevo! Aspetta che ti conto. I megati. Che la gatta. Un mistero di sti qui. E te sai come la fa? Fa fare i bucli. Para che? I bucli. Ah. Facciamo via la cerveja, la birra, mettiti a boca, le due stesse sguardi a testa. Oh, Ma va! ma le brutte porchi, ma perché ti sgiompa? E allora, perché? Ciao, Mandevo, chiama qualche dun! ciao quellino. Quello lì! No, già buttare. Sono bella! Sì! Sì o no? No! No, mai stata bella! Questa è vera! Ciao chi? Se ti che chiamare 400 visto nessuno, basta! Ciao ora! Chiama Maria! Maria, chiama Maria! Ciao Maria e Beppi! Ah, chiamalo anche a quel sì! Sì! Ciao Maria e Beppi, ciao, ma che bello che ti sei morto così! E se mi è caldo, gente! Devo muovete, sono stufo qua! Perché chiamata Teresa? Chiamata l'altra, Ascolotto. Ciao Maria e allora e Beppi! Sì! Maria! Beppi! Maria! Beppi! Maria! Beppi! Mi fa subito! Maria! E Tony Segan compà! Chegar? Fa che? Segan compà, paretto della casa, fa finire un cagnetto destinato! I salami!
stupida. Perché è morto? Para guarrette, ne uomo. È morto se più non trovate. Si vede qualche belli. Ma guardare il piede! Para guarrette. Di nome questi qua! Signore Stupizia. Ave Maria. che Stupizia. Ave Maria. Dati tu che prego me ora. Apri che mi regga. Sì. Re che mi tenga davanti due uomini. Aspetta che picciavi, che picciavi, che picciavi. Re che mi tenga davanti due uomini. Aspetta che picciavi, che picciavi. Re che mi tenga davanti due uomini. Aspetta che picciavi, che picciavi, che picciavi. Pochi adesso no. Io te lo impresto mia. Perché non la fai? Rosina! Rosina! Vi voglio chiamare il prete! Sì! Vi voglio chiamare il prete, Brutto cazzo, il porco che sei. Perché? Non voleva tutte le sere, una sera sì con l'altra anca. Che è mio. Vedete il tuo. Dai che il vinagre che lei. Pochi ha detto, Maria, senza il mio uomo per scaldarmi il piede in E il mio te lo impresto mia. Vorrei sì, però che manca scaldato. Ma il prete perché lo mio per pregare. Sì. Prego, dimmi una roba. Ora vengo che avevi detto qua. Dimmi una roba, di verità. Coco, mie gambe belle. Che il Signore mi perdone, ma che le sei belle, le belle. Buono cagnetto. Quale è morto del buon? Stirato da tosse. Tutto guarda. Tutto muore. E il morto se mio te lo dite perché? Rosina, vieni qua! Vieni qua che il compare che pagate dopo. Perché ha detto mi tutte le sere senza il mio uomo intelletto. Ma vedrò qualche sera a farti compagnia. Dai su di riceve. Cari fratelli, adesso mi arriva l'ora. Cari fratelli, cari fratelli, io ma che cavolo! Cari fratelli, adesso mi arriva l'ora di ricomendare l'anima di sto poro Tony. Se qualche dunque ha qualche debito con sto morto, o che dimanda adesso se taglia per sempre. Mi prete, Sì. non debito per domandare. Ti, Rosina? Ah sì. Anche a quella? Ma una persona No, buona? mi prete, non Sì. voleva tutte le sere, una sera sì con l'altra anche mi nonna. Tutte le sere com'è? Dai su che ti tutte le sere. Ah, ti aspetterai il Viagra quando che fa effetto. Sospenda Dio che robe lì. Sospenda Dio. Temo, ti mandi che scusa se vuoi che ti perdona. Boh. Rosina, Morto perché è andato via. prete? Rosina, Sì. a me Maria. Ti sai che me anche a me devo mandarti scuse al mio compare. Ti vecchio, no scusa, ti Peppi. Sì. Una buona come ti sì. Sì, come? Che caso mandarvi scusa, ti un uomo buono. Te sai che sono buono, Ah, non ho bisogno Viagra. Io parlare che parli. Ya, la Edrio fuori dei sentimenti questa quadra ormai. Devo, sento! La roba, guarda che c'era. Piena di righe, ah! Devo ti mandi che scusa se vuoi che ti perdona. Quell'istre.
Boh, mare, vuoi domandare? Aspetta che vuoi parlare con il morto. Compare, a voi di mandarti scuse per le volte che ti comì a portare a casa della bodega quando che te eri giù, magari era tutti lì. Quasi tutti dite cosa? In televalete. Ma la volta che non ti comì aiutare a fare la raccolta del miglio, se anche la era poca. Mamma, il pedo di tutto! È il pedo di tutto! Che ne... Parla, Che Beppe, parla allora! Sì, parlo. È il pedo di tutto, compare. Comare, a te goccia vai il salame! Che tu visto che è? E tu visto cosa succede lì? Il poliziaco si un calulo! Sì, e tu visto? Allora, come Morto quell'altro. Dico ancora la messa di adesso. allora preghiamo, vai! E tu visto prete cosa che è successo? La menona poareta che il Signore tenga a dire sempre spartir perché non gli manca e la gavera insomma forse mediante lo mi per catapora quel che mi caro vai salami e adesso senza compare bene vieni a casa da bodega quando fai la ciuca mi giutti a fare la raccolta mi giutti a comprare il porco e adesso conti che stai attento perché sempre al mondo che n'è un cane e se volete stare sicuri con i salami i candenelli e tenderli con le mani E che il Signore che dà il descanso in terra. Bom, nós queríamos agradecer a todos e nós vamos tentar, depois de um show que vocês assistiram com o Grupo Vêneto, nós vamos tentar com uma outra peça, é curtinha, 20 minutos no máximo, mostrar mais um pouco da nossa cultura e daquilo que a gente vem fazendo lá no nosso município de Montauri. E eu me sinto orgulhoso que sou de Serafina por este evento e também pelo grupo daqui, por aquilo que é apresentado. Então nós vamos tentar de uma maneira simples, não é aquilo, mas é uma peça parecida com a primeira. Então até só um minuto que ele já vai. Ma quella mi sono venuto a dormire insieme con te, non insieme alle galline, no? E ti fate aspetta a fare i lavori, dopo andiamo sul banco a fare il finanziamento. Al banco prima delle chiese nel verde, che ora pagano i lavori. Veniamo di un casino! Lo vedevo. Se no vuole maritarsi sta neanche a fare i suoi negozi. È meglio che lo veniamo insieme. Vediamo che se lava e si scambia. Dino! Lavati fuori e scambiati, dopo andiamo sul banco a fare il finanziamento. Intanto mi vuoi dare che magari le bestiolette, sai?
Buongiorno. Steo bene? Eccomi, grazie. Passa lento. Ma un bella pressa, ho neanche dato voi a venire un po' pressa perché che tanti lavori da fare a casa. Ah, ma non sta a guardare i lavori del vento. Ma mi sono interessa che seguono, le vende o patate? Patate di nave vende. Patate? Sì, ma vieni vento. Ma con tanti lavori da fare, ti mi dico che ne è cattivo e capite che appena mette via a scuola. Una cara non mi accanno fa il lavorino. Me non alla disea, di finché viene, notte finché ti voglio. È retto che se la contenta. Sì, è retto. Bene, ora un pochetto giusto per incontentarti. Ma senti. Ah, Sant'Antoni! Ma che bel lavoro! Gente! Che bel sito, che bel ciappar! Ma che bel sito, ma che bel ciappar! Chi che ha fatto che la fuglia qua? È stato il mio uomo che gli ha fatto questa cuia. Lui era caprizioso, ma il Signore me lo ha tolto fuoretto che l'angelo che deve essere in paradiso non gli aveva bocca di parlare. Fuoretto, po'! E l'ho morto di cosa, po'? Ah, se l'ha trapacchiato. Hai dato a dare in brio e mega morto via cosita. Con tutte queste? Con tutte queste, cara. Beh, ma te che marita ancora, mi dico. Grazie al Signore me lo maridare ancora. Un bonasso anche a questo, non ha bocca di parlare. Perché con tutti i tuoi stai che deve essere buona, mi dico restare più dopo una cosita, ti sola. Te puoi dirlo sì, cara, che ho soffrito, te puoi dirlo. Ho passato tanto lavoro, tanti disgusti e anche tanta voglia. Neanche a dirmene. Un dì sul bel mestine, sei più guardare la televisione e era di una novella. E te sai come che fa? Mi ha dato voglia. Goccia pan, sono forestato, mi ho sentata in cavallo tanche e su acqua. Capita lui vede se che si dice che comandi o se sono... Oh, madre! E te vedi il Dio di che brutte parole, là, Sante Padre, perché non ti hai visto sulla televisione? I che aveva una cola lunga, allora ti dico millonga. I che aveva su di tutte le generazioni di frutti. Me l'ha fatto voglia di mangiarli e non viene via. Goccia fa su il caneco, sono foresta due tanche e su acqua. E non avevo do un sgionfon e me l'ha passata voglia di mangiare i frutti. Ah, buon, perché mi aveva capito in altra maniera, sai come fare. Vedi, Ma, se te vedete le patate mi piglia che loro vanno avanti perché ormai l'hai tardetto e l'uomo viene in casa da Rosa e può disnare perché immagina. Sapevo, volete ancora? Ma... Vittorio, portami un po' di patate. Ora, queste sono le patate che voglio vendere, provarla. Ciò ma le belle, proprio belle le sete. Prima fate che ligare in una maniera che si segna voi. Mezzo di ligato perché adesso vedi stesso è là. Ah, se ligai così, sì. E se sei incantantote, ma le vendi tutte così, da? Sì, le vendo così. A sacolare così? A sacolare. E le vendi tu quanto al chilo? Mi le vendo 10 fiorini a sacolare. 10 fiorini a sacolare? Ma le sei belle, mi viene che ti davo 15, perché guarda che belle. Dico, dite che se voi 10 non mi sapete vendere piscincia. Vengo ora, faremo farniese. Aspetta che ho i soldi perché non li ho persi, perché lo so è. Oh, di qua. Metto ora. Così te. La conversa è buona al comare, ma mica avrei voglia di stare qua ancora, ma casa i lavori da fare. Ero mai in tarletto. Vedete che va avanti, per sto poco. Ma vieni un altro buonco con del più tempo, vieni che mi Ma ne sei tante, ma le castagnacche te sporta. Sto tenendo a portare in mano a scuola. Va bene, ma vieni ancora a farmi, vieni che mi lo fare. Vatti avanti quando è che coppi tempo e ora vai in cuore. Vieni, mi lo fare. Ciao,
Simone, sei chiaro? Magari rubai lo sai del compare. Il compare me lo aveva dato. Senti come mi adesso vive senza lo sai del compare. Il compare me lo aveva dato. Che nero che è tutto quel bordello lì? I magari rubai lo sai del compare. Vergognate che le ora! E se da tanto Dio lo sai del compare, se te sapessi meglio fare i tuoi negozi, te pararesti un poco più buono. Quindi capite che mi non fammi a fare i negozi. Fino adesso là voleva darti 15 di patate, 10 di più. 10 senza massa. È sempre così che pianta le patate sono lì e che fa il prezzo di sentire. Anche in volta che te parli di si sono vestiti. È giusto che parli sempre lì, sono andata a scuola tanti anni. E che tu impara che fai se sei andata a scuola tanti anni? Tante cose vai imparare. Partirà tante buonanotte. Un dit professore il negativo dà. Il nega chiamava davanti, il nega dato un vasetto qua, un altro qua, e il nega entrega un fioretto. E mi nega stimata. Magari mi dà con tanta poesia. E capite che c'è stato Piero Álvarez Cabral che l'ha scoperto il Brasile. E non è sta lupo? Lui non ha scritto, ma i primi a arrivare al Brasile sono stati gli indi. Ma allora già che ti dici che te hai studiato tanto, ti vuoi farti proprio una pergunta. È vero che una volta sei stato un uomo che ha fatto un robo grande e sei a tornare un eroe? Le vera sì, sei stato un inglese, Ronald Vick, e che ha là un treno pieno di soldi. Sei stato considerato l'uomo più grande del mondo e la imprensa lo ha dichiarato un eroe, probabilmente. E se fosse che potesse che mi fare un robo grande, sarà che varia mia grazia che mi tornava un eroe e mille desde piccini che vuoi tornare un eroe. Ma voi fatene nada. E lo vero che una volta che era un uomo che te via partì con ciarette in mano in cerca di un uomo giusto, un uomo di verità. Le vera sì, sei stato il filosofo Diogenes. Ma sarà che il giorno in cui con tutte le luci moderne che ne sarebbe mia voglia di scoprirmi lì e tornarmi un eroe che mi vedete Dio che vuoi tornarmi un eroe. Ma voi fatene nada. E lo vero che una volta che era un uomo saputo, un governo importante, che feia niente senza dimandare la spiegazione del Signore. Le vera sì, l'è scritto anche nella Bibbia, sei stato Salomone. E se fosse che mi vanti a fare le cose che ti mandasse aspirazione del Signore, che varia mia grazia anche a me tornarmi un eroe, ma che mi vedete Dio che vuoi tornarmi un eroe, o voi anche a me. Vivere a castai del Signore è come una pianta a voler crescere senza dipendere dalle radici. Di mandare l'ispirazione del Signore anche di fare le cose vuol dire tanto, ma per tornarti un eroe che vuole anche capacità. Beh, mica ne avrei tante da fartene pregunte, ma è meglio che andiamo sul banco. Le ore che andiamo, sta ora qua il banco è aperto. E mettiamo su che robe. Andiamo con quella che avevo. La serita è meglio lo che ne avevo. Ma metti sulle scarpe, perché le banche del Brasile, metti sulle scarpe. Scarpe no che non mia. Metti su quelle del tosato. E tosato te che sentito che sei insieme con lui. Ma tu che metti su quelle nuove, quelle che la ciapade presente dell'amorosa, e ti metti su quelle vecchie. Quelle vecchie ne passa mia su. Proviamo, metti giù, proviamo col cucciaro. Dirti senta qua. Prova che le strette che noi che passa mia su. Ai signor che fa mal! Urta, allora va lento. Se dici che urta, ma che non le passa? Ai. Signor va più piano. Di gambe su qua, se no siete che questi dosso ti c'è più un tropiconche.